L'operazione ripopolamento vongole della costa meridionale veneziana è scattata alle 6 di mattina. Una flotta di almeno 30 pescherecci ha preso il largo da Chioggia lungo l'Adriatico per effettuare un grosso prelievo di vongole di mare da una zona rimasta ancora particolarmente florida, Porto Levante. Ogni imbarcazione ha prelevato circa 15-20 quintali di prodotto novellame. A sua volta ha trasportato nel litorale sempre più a nord di Chioggia, esattamente davanti al litorale di Sottomarina, e poi riemerso in acqua direttamente. I Cogevo di Venezia e di Chioggia sono consorzi che raccolgono circa 160 imprese di pesca che si sono subito accorte del fatto che Vaia non era stato un disastro solo per la montagna. Questo perché lungo le 90 miglia di costa veneta sfociano Po, Brenta, Sile, Tagliamento, Piave e Livenza. Una marea di fiumi che sfociano in mare e ha fatto sì che tutti i detriti, plastiche, legni, fanghiglia, insomma di tutto e di più si è rivolto in mare. Questo qua ha causato moria. Perché? Perché le vongole, le capellunghe, i fasolari sono stanziali, cioè non hanno la coda come il pesce che può scappare. Questo disastro ha causato nell'area la moria di circa il 50% di vongole, oltre a provocare danni ad altre varietà. Un'operazione di ripopolamento simile a quella di Chioggia è stata effettuata anche lungo la costa settentrionale veneziana e sarà a breve ripetuta con vongole importate dalle Marche, a Venezia come a Chioggia. È stato messo insieme un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova con la supervisione di Veneto Agricoltura e quindi la Regione Veneto che ha attivato questo finanziamento, questo progetto, con i consorzi di gestione del Cogevo di Chioggia e del Cogevo di Venezia che hanno brillantemente gestito questa fase. Quindi ricerca, produzione e istituzioni messe insieme in una squadra che speriamo diventi vincente per la risorsa.